quella che si trova solo ora. Dove la trovi? Sì. Volevo aspettare che arrivasse più gente. A Seul trovi la Lincoln Trash, il carbone più importante che si sta vedendo. A te vanno bottiglie dei clienti, lo usavano al 20% e gli ha sbagliato 5. Adesso il mio collaboratore vi farà vedere i bronzettoni, gli gusci che andremo a scolare tra poco dalla cera che hanno contenuto all'interno. In pratica prima si fa un modello in cera di quello che si vuole realizzare, in cera ad api. Una volta realizzato questo modello, questo deve essere inglobato con un materiale particolare. In questo caso io ho usato 3 terre, una miscela di 3 terre presenti tra il territorio di Astrino e il territorio del Morese. Ho creato questo impasto e ho inglobato il modello in cera che adesso è contenuto all'interno dell'oggetto. Dopo la scolatura vi faremo vedere gli oggetti con la cavità interna libera per ospitare il metallo. Appena arriverà Nicola Dessi da su e inizierà la sua lezione, attiveremo i mantici per farvi vedere il sistema di ventilazione del forno manuale e poi metteremo il collaggio in queste 2 piccole dunette che sono fatte qui apposta per appoggiare i 2 oggetti durante il momento del collaggio. Quella nera la cera. Sentite, si sente anche la cera che piano piano sta iniziando a ribollire ed effluisce dal fondo. Bravo, molto bene. Perché un giorno ho provato a prendere la breccia. Normale. Guarda, mi sono andato dentro il fuoco. Non visto? Guardalo come fa. Ma mi sono messo nel fuoco. L'ho visto. Come si fa? Vuole trovare, se mettete problemi, avvicinate, ce lo dite, provate a utilizzare. L'alimentarlo un po'. Il filo in piede di dentro. Sì, ma perché? Si vuole fare tutta la lavorazione a mano. Guarda, vedi. Sì, sta uscendo il fuoco. No, che poi sembra così, ma dopo No, 20 perché minuti vedi che sentire il pezzo. Andare in maniera alternata, perché come vedete c'è una Y che divide e convoglia all'aria in un unico tubo che va all'interno del fuoco. Te lo ricordi che è quel buco? Nonostante questi mantici abbiano una valvola sopra, una semplice piatina di pelle che batte quando si crea pressione all'interno, nel frattempo che l'altro spinge io carico ed evita il rientro del caldo, oltre che a rovinare i mantici e risulta un soffio continuo, esatto, c'è un'aspirazione interna. C'è stato in silenzio, si sente il soffio dell'aria all'interno del forno. Io ho realizzato il forno a forma di nuraghe per essere prima di tutto inerente a quello che si andava a fare. Ma più che altro io l'ho copiato da Sarcasforno, dal grande Striselli. Ci sono i famosi 3 forni ad arco, così chiamati, Sarcasforno, sono da 2 metri, 2 metri e mezzo. In antichità probabilmente erano collegati tra di loro con i forni cinesi che avevano una temperatura anche di 2400-2500. Per alimentare un forno di 2 metri e mezzo servirebbe un mantice ingestibile a mano, quindi mica erano scelti.
Solo che era talmente tanto potente che una candela di ferro 5 treni si sono fermati. Si attaccava qua. Però si attaccava qua. Ok, Abbiamo già, cominciamo avete già messo le Sì, matrici. ho fatto vedere la scolatura di Bronzetto, ho spiegato un po' al pubblico che cosa si stava andando a fare, insomma, che stavamo svuotando i gusci per poi colarci il metallo all'interno. Metalli o comunque gli oggetti di metallo più antichi di tutto il Mediterraneo occidentale. Pensate che diciamo così, in anticipo sui tempi del resto d'Italia, in Sardegna già nel 2900 avanti, anzi nel 3300 a.C., scusate, si fondevano i metalli. Questo perché la Sardegna è ricchissima appunto di giacimenti metalliferi. Ecco, quindi li vedete adesso impegnati nel soffiaggio appunto che è possibile effettuare tramite due mantici realizzati con pelle di vacca e con due dischi di legno, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, con la materia appunto che viene utilizzata in principio. Con la cera d'api si realizzava quindi una statuina, bisognava in qualche modo quindi essere anche dei bravi artisti. Ecco, chiediamo ai bambini di non avvicinarsi, ma in generale anche agli adulti, ecco, di non avvicinarsi troppo alla fiamma perché potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Vi dicevo appunto che le statuine in argilla, scusate, in cera d'api vengono poi ricoperte con dell'argilla. In questo caso Andrea Loddo ha trovato in qualche modo diversi tipi di argilla che unisce, che reggono le alte temperature, quindi mette poi appunto questa matrice che va a coprire la cera d'api nel fuoco affinché la cera cominci a sciogliersi, ad evaporare e lasci così spazio al bronzo fuso che poi utilizzerà. Ovviamente anche il crogiuolo, cioè quel piccolo recipiente che deve contenere il bronzo che poi verrà colato all'interno della matrice, deve essere in materiale refrattario, quindi genericamente si utilizza la steatite che è una roccia talcosa, in origine ha un colore bianco, poi sposta a cottura diventa nera, e la steatite veniva utilizzata in età nuragica anche proprio per realizzare le matrici che avrebbero poi in qualche modo dato la forma a diversi oggetti come falci, spade, punte di lancia, talvolta punte di frecce, che potete osservare nelle vetrine del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Per lo più si tratta di oggetti che appartengono alla sfera bellica, quindi oggetti che venivano utilizzati per la guerra, soprattutto spade. In alcuni casi appunto sono spade utilizzate effettivamente per combattere, altre volte si tratta di spade votive. Ecco, adesso i due maestri si preparano a versare il contenuto quindi erano la matrice e con la sabbia è stata posta proprio per poggiare le matrici. Ecco, ipotizziamo che anche in età nuragica facessero questi piccoli cumuli di sabbia e grazie appunto all'attività di Andrea Loddo, come di tutti gli archeologi sperimentali, riusciamo a capire tante cose appunto che in qualche modo venivano solo ipotizzate nei libri o che talvolta effettivamente si fermano alla teoria e senza la pratica in qualche modo non riusciamo a... Ecco, chiediamo al pubblico pian piano di allargarsi se possibile, perché oltre alla pericolosità in questo caso dell'attività, perché questi oggetti utilizzati per la fusione non sempre... Ecco, vediamo qua si mette la matrice ormai calda, ecco, all'interno di questo cumuletto di sabbia. Questo è il primo bronzetto, ecco l'altro. Poi una volta appunto che il bronzetto sarà pronto vi descriverò appunto le caratteristiche e anche la storia, ecco, di queste due raffigurazioni.
E ora si attende la fusione, ecco, del metallo fuso, quindi in questo caso del bronzo. Il calore, ecco, che il maestro nuragico doveva in qualche modo sopportare, e anche la pericolosità, quindi immaginiamo insomma che talvolta qualcuno possa essere ferito, ecco, così dall'alta temperatura. Ecco, ha versato quindi il bronzo ormai fuso all'interno della matrice, della matrice in terracotta, una terracotta appunto che deve contenere, ecco, queste alte temperature, quindi ecco, vedete, sono immagini che io immagino non tutti avrete visto facilmente, se non in televisione, con qualche documentario. Ecco, chiedono appunto di mettersi ai lati, ecco, e rimettere il contenitore di steatite all'interno della fornace. E ora si attende il raffreddamento, ecco, del bronzo, un raffreddamento che comunque non richiede tantissimo tempo. La parte più impegnativa, la parte più duratura è la parte che ci capita di leggere in libri. Anche da poco appunto ho visto un nuovo cartello all'interno, una nuova didascalia all'interno del Museo Archeologico di Cagliari, dove in realtà il bronzo appena insomma realizzato ha un colore diciamo così rossastro, altre volte insomma tende quasi all'oro. E non è assolutamente verde, il verde è ovviamente la patina dello stile. Quindi ora si procede al raffreddamento della matrice. Come vedete il maestro Loddo sta ponendo la matrice piano piano all'interno dell'orcio che ha dell'acqua. Ecco, vedete il fumo dell'evaporazione. Deve essere una cosa graduale proprio per evitare uno sbalzo termico, diciamo così, in qualche modo traumatico, che potrebbe in qualche modo compromettere la buona riuscita, ecco, del bronzetto. Gli occorre immergerlo più volte per assicurarsi il completo raffreddamento del bronzo, affinché in qualche modo poi la matrice di terracotta si stacchi facilmente dall'oggetto unico. Tutte le altre asce, ad esempio, che abbiamo visto essere state rinvenute agli inizi del Novecento nella capanna di Monterrubio erano asce non finite, quindi presentavano ancora, che conosciamo tantissimi personaggi, donne a punghe falle, capello conico e lungo mantello. Si tratta probabilmente di sacerdotesse. Conosciamo guerrieri dotati appunto di scudo, di stocco, e conosciamo arcieri, conosciamo anche il mondo animale del periodo nuragico in Sardegna, visto che sono rappresentati appunto tutti gli animali presenti, ecco, in Sardegna tra l'età del bronzo e l'età del ferro. E oltre a questo anche i modellini di nuraghe, bronzo, quindi dei nuraghi in miniatura, ha una piccola scimmia che non appartiene sicuramente alla fauna sarda. Ecco, adesso i maestri metallurghi procedono con una frantumazione, ovviamente sempre graduale e delicata, con dei martelletti di rame, martelletti appunto che servono a staccare lento e soprattutto difficile, perché bisogna sempre sperare che il metallo appunto abbia raggiunto tutte le parti, ecco, vuote, e che soprattutto abbia preso appunto quelle forme che adesso si voleva dare. Certo, diciamo, l'attività metallurgica è un'attività che riscuote sempre un certo fascino. Vedere appunto il bronzo fuso che viene versato all'interno delle matrici è sempre qualcosa di particolare e, se vogliamo, in qualche modo inusuale. Ecco, quindi con delle tenaglie, con dei martelli, vedete, si procede pian piano a togliere, ecco, queste matrici. Come vedete, questo procedimento, domanda che spesso mi si pone, ma dove sono appunto gli involucri esterni dei bronzetti? È molto difficile trovarli, appunto perché venivano completamente frantumati. Le attività più importanti in età nuragica e probabilmente l'attività, o comunque la sapienza dei metallurghi sardi, veniva richiesta anche in altre aree, fuori qualcosa in più, perché secondo l'ipotesi di un importante archeologo studioso della civiltà etrusca, ceramiche nuragiche, lui ipotizza proprio la presenza di una comunità sarda nuragica
presenza richiesta soprattutto dei principi etruschi, perché i sardi non erano solo abili metallurghi, ma erano particolarmente abili anche nella ricerca dei filoni metalliferi e nell'estrazione appunto dei filoni. Che quel cavallino fosse stato portato dai Fenici. Ora sappiamo con certezza che la realizzazione di bronzetti precede di almeno 2 secoli l'arrivo appunto dei popoli fenici, quindi il cavallo, ecco, era già domesticati attività soprattutto legate alla guerra o forse anche alla caccia, anche se con molta probabilità, essendo questo arciere dotato di corazza e di calotta, probabilmente si trattava di un guerriero, quindi possiamo dire con certezza che l'esercito dei nuragici aveva anche il reparto della cavalleria. Torno un attimo invece sull'altro bronzetto, quello il suonatore di corno. Ecco, si conoscono attualmente 3 appunto che suonano degli strumenti a fiato, un suonatore d'arpa e un suonatore di tamburo, quindi uno strumento a percussione. Data questo appunto di un'armatura, un piccolo gonnellino che sta in piedi su un cavallo che era probabilmente anche in movimento, ecco, ed è legato tramite un altro oggetto, non sappiamo di quale. Sì, poi magari vi avvicinate pian piano e potete osservare da vicino. Ora vi faccio una descrizione generale del manufatto. Si tratta quindi, dicevo, di un personaggio che sta in piedi e che il volto non è diretto verso la freccia, o meglio verso il punto che sta dove andrà a convergere la freccia, ma è come se in qualche modo si fosse voltato per farsi ritrarre, no? Un po' come quando ci scattano delle fotografie, quindi può essere un vero e proprio ritratto, oppure possiamo ipotizzare che stia eseguendo un'operazione quanto complessa, quindi è in piedi su un cavallo, sta correndo e avere lo sguardo da un'altra parte, quindi una vera e propria che viene levigato e lucidato. Il suo colore tende quasi al colore dell'oro, pensate un po', ecco perché insomma era così importante, perché ricordava il colore dell'oro ma non è così